La Chiesa oggi celebra Santa Lucia. Il nome Lucia ha origine latina e significa luminosa, splendente. Oggi, 13 dicembre, è la giornata mondiale del violino. Ogni anno in questa data si svolgono molteplici iniziative per promuovere il più famoso degli strumenti ad arco sui social media e sulle piattaforme di comunicazione con l'hashtag World Violin Day. Questa ricorrenza viene celebrata nei diversi continenti, ma è particolarmente sentita a Cremona, che vanta di essere la capitale mondiale della liuteria, con oltre 150 botteghe, e viene da qui anche un tesoro della storia misteriosa, il cannone di Niccolò Paganini, un violino che si stima avere un valore economico di circa 80 milioni di euro e viene custodito a Genova, a Palazzo Tursi, in una teca blindata che lo mantiene a temperatura costante per preservare l'elasticità del legno. Il gelato ha parlato fin dalle sue lontane origini una sola lingua, l'italiano, e fu proprio un italiano a cambiare per sempre il modo di gustarlo. L'emigrante Italo Marchioni, marchigiano d'origine, il 13 dicembre del 1903 ricevette negli USA il brevetto del cono gelato. Ma è possibile fare sport sulla Luna? Era il 1971 quando vennero disputate le prime Olimpiadi lunari. Nel primo caso gli astronauti Mitchell e Stifford si sfidarono in un tiro a golf e in un lancio di giavellotto, dove al posto del giavellotto venne utilizzato un pezzo di strumentazione. Il secondo caso coinvolse invece Charlie Duke e John Young, che per poco sventarono una tragedia, in quanto decisero di cimentarsi nel salto in alto, ma senza tener conto del peso dello zaino, che fece cadere Duke, che atterrò sulla schiena. Lo zaino non era stato di certo progettato per resistere ad una simile caduta, dal momento in cui conteneva sistemi per il supporto vitale. Per fortuna tutto si risolse in un aneddoto da raccontare. Buon fine settimana ai 12, il weekend inizia con una raffinata luna in bilancia, che è troppo raffinata però non sarà perché opposta a Nettuno, ma un po' in confusione. Confusione di cose belle? Vediamo se così nello zodiaco. Ariete, luna in opposizione per voi, ma poco vi importa data la solidità del vostro Marte. Oggi però la confusione si impadronirà di voi nei termini in cui il partner o i vostri familiari avranno qualche problema da risolvere o qualche contrattempo in cui voi, come al solito, sarete risolutivi. Toro, per voi la giornata oggi è una giornata che parla di un po' di alti e bassi, ma fondamentalmente riuscirete a concludere questo sabato con amici e in bellezza. Gemelli, per voi la giornata oggi sembra essere ancora un po' tesa per l'opposizione di Mercurio e di Urano, però tutti gli altri recuperi planetari vi aiutano a sanare una problematica che sembrava un po' spinosa e a fare rientrare un po' le cose. Cancro, giornata oggi che vede il vostro Giove intervenire su Nettuno e Saturno in una maniera molto convinta. Volete comunque progettare qualcosa che vi faccia stare meglio economicamente e discutendo col partner potreste anche pensare di cambiare casa. Leone, una giornata importantissima per voi oggi, una luna incredibilmente comunicativa che vi scioglie peraltro un dubbio, che vi dà una soluzione importante, ma soprattutto Mercurio, Venere, Sole e Marte sono tutti dalla vostra parte. Non solo vi daranno ragione, qualche piccola vittoria, ma anche grande passione. Vergine, si attenuano un po' le cose, la luna che si sposta in bilancia vi lascia visione pratica e concreta.
qualche dubbio o perplessità forse, ma niente che vi possa fermare. Ancora una volta siete riusciti a rimettere tutto a posto stasera, serata di festa. Bilancia, per voi oggi la luna disegna un cielo veramente splendido perché si aggancia a Mercurio, vi dà tutta la forza pratica di Urano, ma si oppone a Nettuno. C'è qualcosa che ancora non vi convince, ma preferirete agire e pensarci dopo. E alle stelle sembra saggio. Scorpione, per voi oggi è una giornata con una luna un po' pensierosa che vi mette un po' dei dubbi che verranno chiariti da un Giove, poiché in serata un'uscita sociale e aiuterà a capire che forse siete molto più inseriti bene di quanto non pensavate. Sagittario, giornata oggi che vede la Luna pacificarsi con Mercurio e piano piano fare pace anche con Venere, Sole e Marte, ma lo farà nei prossimi giorni. Oggi sarà più che altro importante riuscire a comunicare bene con più persone. Capricorno, una giornata oggi nettamente risolutiva, proprio perché la prospettiva della Luna vi farà dire sì o no rispetto a una nuova iniziativa. Per quello che riguarda l'amore, c'è una dolce nostalgia di ritornare a casa. Acquario, per voi oggi è una giornata splendida, da Luna in Trigono e Trigono anche al vostro Urano, un gioco di rimandi, di aspetti planetari che vi rende assolutamente protagonisti della giornata, misteriosi e affascinanti. Come sempre mieterete vittime, la vostra fantasia e il vostro estro oggi e domani saranno in primo piano. Pesci, ben venga che la Luna si sposti in Bilancia, così la smette di creare confusione. Ne avrà ancora in mattinata qualcuna con Nettuno, ma decisamente il cielo dei pesci torna sereno, vi permette di godere un weekend con gli affetti e gli amori di sempre. Il massacro di Nanchino è la pagina più triste della lunga e sanguinosa seconda guerra sino-giapponese. Il 13 dicembre 1937 l'esercito nipponico conquistò Nanchino, allora capitale della Repubblica di Cina. Da quel giorno e per 6 settimane gli occupanti si abbandonarono alle forme atroci di violenza. Nel corso delle esecuzioni sommarie persero la vita 200.000 persone, in gran parte civili. È capitato sicuramente a tutti di non riuscire a trattenersi, ma avete mai sentito come gli inglesi indicano questo atteggiamento? L'espressione che utilizzano è fly off the handle, che letteralmente significa volare fuori dalla maniglia. Quanto pare in passato le asce, non essendo di particolare qualità, potevano rompersi in 2 parti durante l'utilizzo, volando via dal manico. La matta del giorno è Mary Lincoln, moglie del 16° presidente degli Stati Uniti. Il dolore per la morte di 2 dei 4 figli, unito alla perdita di alcuni fratelli durante la guerra di secessione e ai doveri imposti dal ruolo di First Lady, fecero cadere la signora Lincoln in un profondo stato di depressione. Si ricordano le sue esplosioni di collera in pubblico, il suo interesse per lo spiritismo e le sue visioni di fantasmi erranti per le stanze della Casa Bianca. Ci salutiamo con la frase del giorno. Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L'audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora. Buona giornata dalla vostra Martina.